Non è, Presidente, che il suo movimento sta facendo un po' discutere, sta creando qualche malumore, sta facendo storcere il naso a qualcuno? Del resto non sarebbe una novità perché è già capitato in passato, proprio subito dopo la sua convention. Ma guardi, la questione del movimento politico Schittuli è molto semplice, è una naturale realtà scaturita dal successo della lista Schittulli. Se la lista Schittulli ha portato il 9,6% di consenso nell'ambito della provincia di Bari, collocandosi come fatto nuovo, perché non esisteva una lista Schittulli in precedenza, non è mai esistita, e porta 9,6% come consenso, classificandosi al secondo posto nella città di Bari dopo il PDL e al terzo posto nella provincia di Bari dopo PDL e PD, e viene la lista Schittuli. È ovvio che questo ha creato delle aspettative anche da parte dei cittadini stanchi del sentire sempre le stesse cose e guardare sempre le stesse persone, senza poi una realizzazione concreta di quello che uno va a dire, a programmare. E naturalmente doveva nascere dalla lista Schittulli il movimento politico Schittulli, sulla scorta anche di una presenza nell'ambito del Consiglio regionale attraverso il consigliere Davide Bellomo, che è espressione del movimento politico Schittulli. Quindi la presenza nei vari consigli comunali, la presenza del movimento politico nelle varie liste che sono state presentate con le elezioni dei comuni e che saranno presentate successivamente ora con la prossima competizione elettorale, la presenza di assessori, la presenza di sindaci, la presenza di consiglieri regionali, la presenza di consiglieri provinciali, di assessori provinciali, credo che crei qualche turbolenza ingiustificata, secondo me. Perché ingiustificata? Perché si tratta di un movimento libero, autonomo, che è in un contesto di centrodestra, che rimane nell'ambito del centrodestra, ma che rivendica una sua autonomia. Questo movimento può essere funzionale a dei progetti, ad una crescita, allo sviluppo davvero del territorio di Bari, oggi della provincia e della regione, ma certamente non è un movimento servile, non è fatto di yes men, discutiamo le varie problematiche e cerchiamo di affrontarle insieme. Questo sino a quando mi sarà data questa opportunità, ma non sono legato da nessun attacco sulla poltrona, per cui posso tranquillamente lasciare questo ruolo e ritornare a tempo strapieno a fare quello che ho sempre fatto e che continuo a fare, cioè il medico, l'oncologo, il senologo, il chirurgo senologo. Per cui non vivo dalla politica, vivo per la politica, della politica, come dice Umberto Veronesi, cioè stiamo cercando di svolgere un servizio, un ruolo alla comunità nell'ambito anche sociale, perché tutto è politica, anche la stessa sanità, e lo vediamo bene, perché la sanità abbraccia l'80% del bilancio della Regione Puglia complessivamente, e sappiamo, vediamo quali sono i risultati, sentiamo se i cittadini sono soddisfatti dei servizi che hanno o meno, sentiamo il fabbisogno sempre crescente, sempre maggiore di prendersi cura del malato, e abbiamo una situazione che certamente non gratifica o glorifica chi ha delle responsabilità istituzionali. Quindi è bene che questo lo sappiano tutti gli amici di destra, di centro, di sinistra. Non ho tessere di partito. Ecco, siccome siamo in campagna elettorale, è inutile ormai nascondercelo, ormai è una questione su cui nessuno più fa mistero. Se si dovesse andare al voto, lei che ambizioni ha? Insomma, può escludere che si potrà misurare con una nuova competizione elettorale? Ma guardi, intanto io sono convinto che non si va a elezione e che stiamo assistendo ad un'altra sceneggiata, come se i problemi non ci fossero nel nostro paese, come se non avessero i 1000 parlamentari da discutere e da mettere in essere la ripresa del nostro paese, e quindi non si va a elezioni perché non conviene a loro, e quindi non si va a elezioni. Questo è un dato di fatto e poi lo vedremo se sarò smentito o meno. Quindi si troveranno tutte le soluzioni possibili tranne che rimettersi in gioco, tranne che riproporre la palla
al cittadino. Poi il secondo aspetto è che non cambiano la legge elettorale, perché sono ben ancorati al potere quelli che stanno a Roma, e questa super oligarchia, questi 20-30 persone, massimo 30, che comandano i 1000, non i 1000 di Garibaldi che fecero l'Italia, ma i 1000 parlamentari, non cambieranno la legge, per cui il cittadino sarà considerato quello che è considerato sino ad oggi, sino ad ora, un utile idiota, per cui non si andava a elezioni e non si cambia la legge elettorale. Nella malaugurata ipotesi, per me fortuita, che si dovesse andare alle elezioni, perché vedete le elezioni farebbero bene, perché non si può continuare questo stilicidio, questa sorta di agonia. Ma è Berlusconi che non le vuole? No, non le vuole il PD, non le vuole il Centro, non le vuole nessuno. Non le vuole nessuno perché a nessuno interessa mettersi in discussione, perché la gente è stufata, la gente non vuole più sentire parlare di politici, di questa politica, di questi uomini, per cui non vogliono, loro lo sanno perfettamente, e nessuno vuole andare alle elezioni, perché se davvero volessero andare alle elezioni, il Centro, questo polo di centro, direbbe le elezioni subito, e invece dicono no, governo tecnico, balneare, invernale, come, di sana pianta, di salute nazionale, parole, parole, parole soltanto. E quindi non le vuole. Non le vuole il PD perché dice per senso di responsabilità noi non dobbiamo andare alle elezioni. Chiacchiere, chiacchiere perché sanno che non hanno il polso della situazione in mano. Non le vuole naturalmente neppure il PDL, per quanto mi riguarda, per come la vedo io. Quindi non le vuole nessuno, perché temono il giudizio severo questa volta del popolo, dei cittadini. Ma anche se si dovesse andare a elezioni, con questa legge non cambierebbe nulla. Ci ritroveremo punto e da capo. Se si dovesse andare a elezioni comunque, io me ne vado a casa. Addirittura non pensa di continuare questa esperienza politica? Assolutamente no, perché a volte sono indignato. Attenzione Presidente a quello che si dice, perché se poi i fatti dovessero smentirla, Ma, qui è tutto registrato.